E tutto sape, sape cucinare, sape cantare, sape suonare, sape recitare, non c'è una cosa che lei non sape fare. Non è vero. Dobbiamo cose. subito salutare con grande affetto sempre il nostro Domenico Marocchi. Ciao Domenico, buongiorno. La regia ci fa rivedere la grafica che è per le indicazioni. Certo. Vedete quest'uomo che è intento a compiere un'azione, quindi in questo momento cala, sta calando, esatto. Sì. E poi c'è un'immagine del mare più 2, però si poteva mettere anche per 2, perché io sono un noto matematico, come Sì, sai. lo so. Quindi la risposta è, Domenico? Allora Ale, in tanti hanno detto spaghetti allo scoglio, forse vedendo lì quelle pietre e gli scogli. Poi addirittura c'è Antonietta da Roma che dice tiramisù, vedendo... No, invece l'azione è al contrario, cioè cala, non tira. E allora, visto che si cala, c'è in questo caso da Manduria Anna Rita che dice calamari ripieni. Bravissima la mia quasi concittadina. Siamo a Manduria, provincia di Taranto, la patria del primitivo di Manduria. Perché si chiama primitivo, donna Angelica, lei che tutto sape? Ah, non lo so. Ma come, ma come? No, adesso mi hai preso in castagna. Ma come, scusa? È Ma un lei tipo tutto di sape? uva, è un tipo di uva No, particolare. è una No? delle uve che si vendemmia prima. Hai capito? Mannaggia. Mannaggia. Va bene, grazie Domenico, grazie sempre. La parte importante del calamaro ripieno, o come dicono in Campania, buttunato, Buttunato. è il ripieno, Certo, ovviamente. certo. Quindi partiamo dal ripieno. Abbiamo preso la mollica. Allora, intanto ti volevo parlare anche del calamaro. Il calamaro non deve puzzare di pesce, ma deve profumare di mare. Ve lo dovete far scegliere bene dal vostro pescivendolo. Vi raccomando, ve lo fate pulire per bene. Eccolo qua, bello pulito, svuotato. Fatto questo servizio, iniziamo a tagliarci. Senti, oltre cosa. all'odore, perché ci stiamo lavorando con la Rai, ci arriveremo alla televisione, qual è l'altro segnale visivo che ci fa capire che il calamaro è Eccolo buono, qua, è fresco? lucido. Deve essere bello lucido. Poi deve essere, insomma, consistente, non deve essere una Bello cosa turgido. moscia. Oh, ecco. Ok. E poi guarda queste qua, guarda come devono essere belle rosa. I ciuffetti belli rosa. Ok. Allora, procediamo subito. Ah, intanto che tu procedi, Dimmi. io faccio fare quella che è praticamente la ricetta fotografica per i nostri amici. Certo. Loro ogni giorno fanno una foto Sì, e quindi si creano una sorta di ricettario fotografico. Certamente. Ecco qua per oggi la preparazione, come si fa, quali sono gli ingredienti per la vostra spesa. Ecco che sta arrivando. Eccoci qua. Grazie. Non la vedo nello schermo grande, però voi sicuramente la state vedendo. Quindi potete fare la foto. Sì. È vero che... Ah, eccoci qua. Calamari ripieni per 4 persone. Vai. Le uova sono 2, il pane raffermo 150 grammi, olio extravergine d'oliva, pecorino grattugiato 50 grammi, un po' di aglio, capperi dissalati, le olive nere denocciolate, sale e pepe. Per Osug, Guarda che già abbiamo la passata di pomodoro 500 grammi e sempre uno spicchietto d'aglio e l'olio quanto basta. Ti do anche il trucco, quando mettete l'aglio e olio, mettete il basilico che sprigiona un profumo incredibile e poi la passata, perché deve essere un sughetto leggero dove poi i calamari andranno a cuocere. Quindi abbiamo messo un po' di olio extravergine d'oliva, uno spicchietto d'aglio, abbiamo messo un po' di basilico e facciamo fare questo sughetto Leggero, shue, bello leggero. Aggiungiamo qui ancora i tentacoli. Insomma, in cucina, cara Alessandro, si dicono a volte tante cose non vere. In un'altra Per esempio, padella abbiamo sì. messo i ciuffetti. Sì. Quali sono le cose che si dicono? Dimmi. Allora, intanto il calamaro dicono che deve essere grande per essere saporito. Non è è vero. vero. Non è vero assolutamente. Perché questo? Perché no? Perché sennò poi diventa troppo, diventa gommoso. Ok, quindi Poi più è grande più diventa ecco, gommoso. questa è la prima cosa. Sì. Scusa che vado avanti con il ripieno. Vai. Allora, pane, palatone ci vuole, palatone di pane. Pane raffermo, prendiamo la Benissimo. mollica, abbiamo aggiunto Le l'uovo. uova, sì. Perfetto, poi abbiamo aggiunto il formaggio, mettiamo Adesso anche le le olive.
Le olive le mettiamo intere, le possiamo No, triturare le possiamo un po'? triturare, mettiamo anche un po' di capperini. I capperi con il loro sale. Ecco qua. Attenzione, perché il cappero, siccome non è dissalato, regolatevi poi con il sapore, Sì, perché il cappero spinge, Sì, quando non è dissalato. E un'altra bugia, che i calamari devono essere strapieni di pane, non ne ho vero, devono essere giusti, riempiti giusti e ci deve essere più, diciamo, tentacolo, più calamaro che pane, se no che vi mangiate. Perfetto. Senti, il nome, diciamo, latino del calamaro, Sì. tu che sai tutto, qual è il nome latino del vabbè, calamaro? Oggi mi vuole prendere in giro, io oggi proprio te una capa fresca. No, ma scusa, te lo chiedo perché tu sei guarda, te brava, canto una sai tutto. canzone, Pescatore stu mare pusillaba, che ogni notte mi viene a cercare. Cioè uno la butta a cantare e non risponde. Vabbè, ho capito, va bene. Rimarrà su Rai 1 agli atti il fatto che alla domanda del conducente lei 2 volte non ha risposto. Va bene. Andiamo Allora, a prendere il calamaro. Ecco, questo è importantissimo. Allora, il trucco delle nonne, ma non ti posso far sporcare. Io ma mi voglio puoi- sporcare. dobbiamo mettere un po' di sale dentro. A Int? Sì, Ci ecco mettiamo qua. un po' di sale Un a pochino Int. di sale, Eh. perché dà un saporino migliore Sì. e anche la carne cucina meglio, perché il sale fa sì che la carne del calamaro si rilassa, perché si sente saporita. È vero. Hai capito? Infatti quando siamo salati Poi, normalmente senti, ci rilassiamo. Tu mo ce la farai a Sì, ce la mettere? faccio. Te lo tengo? Sì, tu Vieni. me lo tieni, aspetta che devo prendere il cucchiaino però. Ovviamente poi farò una bella carezza con queste mani di Sì, calamaro. sì, Farò una sì. bella carezza sia Ecco. a Donna Angelica, Vieni qua, ma anche a vieni Carolina avanti. più tardi. Sì, sì, Ecco. sì. Ma intanto ci sono tante cose buone in questo calamaro che voglio dire, la carezza verrebbe saporita. C'è l'uovo, c'è il pecorino, c'è sta il parmigiano, c'è sta il prezzemolo, Sì. i capperi, le olive. Ma che volete più? Fatemi capire. Mi raccomando, Allora, con le dita, ecco vedete, qua. una bella pressione Ecco dentro, qua, fino aspetta. a sopra. Ecco, adesso guardate il trucco, deve andare un pochino giù Sì. e dobbiamo lasciare le 4 dita sopra, perché sennò poi in cottura scoppio calamaro. Brava. Facciamo in modo che non Quindi scoppi. riempite bene, però Ecco. lasciate nella parte di Sì. sopra sempre un po' di spazio. Vogliamo mettere Come lo lo chiudiamo? stuzzicadente con un piccolo Lo stuzzicadente. stuzzicadente Boh, chi se piccolo. ne- Devo dire che è molto piccolo. Molto piccolo, Allora vai. facciamo così. Che dici? Ma no, vai con quello intero, Eh? non fa niente, Ecco fai una qua. piccola cucitura. Tieni. Fai Ecco, tu. faccio io. Fai vedere bene, fai Il vedere bene puntino, ai nostri guardate. amici come chiuderlo. 1, 2 e 3. Alessà, ma tu lo sai, io ho 30 anni di ristorante alle spalle, quindi che esperienza posso avere? Ho un'esperienza sul campo, Certo. tu mi capisci che voglio dire? Quello è, Fatto l'esperienza questo, sul campo. Ecco qua. Adesso dove li andiamo a mettere questi qua? Nel sughetto che abbiamo preparato. E Bene. uno, ce ne sono Allora anche gli ricordatevi, altri. 2 padelle, qui abbiamo Sì. fatto la preparazione del sugo, qui abbiamo messo i ciuffetti, nel momento in cui il sugo è pronto andiamo ad adagiare Ecco i calamari nel sugo. Questo era il piatto preferito di mio padre. Sì? Perché lui è stato un grande nautico. Come si chiamava papà? Alfonso, come il Alfonso. mio ultimo nipote. Che faceva Ecco papà qua. come mestiere? Nautico, costruttore di barche. Vieni. Eccoci qua, Quindi vanno nel sugo. vanno nel sugo. Cosa facciamo? Li lasciamo così? Mettiamo Allora, un coperchio? sì, possiamo mettere un coperchietto, ma voglio dire, possono anche restare così. La cosa importante è la cottura del calamaro. Qua dobbiamo fare proprio una lezione, perché tutti pensano che il calamaro è una cosa semplice. Non è semplice, perché il calamaro si può cucinare o in 2 minuti, 3 minuti, una cottura veloce, o ci vogliono 2 ore, 1 ora e mezza, 2 ore. E quando diventa bianco, guardate, significa che il calamaro è pronto. Quindi l'indicazione è questa: calamari, seppie, totani, polpo, o bravo. cotture veloci, poco, velocissime, Sì. oppure la cottura deve essere prolungata, Sì, perché sì. sennò rimane toast. Rimane toast. Rimane toast. E poi questo, sai, lo portavamo a mare noi, anche freddo lo mangiavamo. Certo. Con un grande bicchiere di vino tipo Quindi falanghina. voi acchiappavate il calamaro? Non è- vedi, poi subito lui passa al gioco. Io sto facendo cose serie. Sì, lo tagliavamo tanto bene. Ah, ecco, fettine. no, pensavo che lo mangiavate intero come un gelato praticamente, era intero a Va morsi. bene, va bene. E lo va staccavate a bene. morsi. Vogliamo. Dunque, Intanto te lo voglio far abbiamo vedere fatto impiattato. tutto, sì. Guarda qua. Allora, il Mettiamolo risultato qua. che deve venire È questo. questo. Quanto tempo passa qui per avere questo Allora, risultato? io abitualmente li faccio cucinare per
diciamo un'ora, un'ora e un quarto, però Sì. dipende dal tipo di calamaro, se è un calamaro del Mediterraneo, se è un calamaro fetente indiano, scusate che uso queste parole, se è ancora, insomma, dipende dal tipo di calamaro. Io preferisco sempre il nostro mar Mediterraneo, Ok. e quindi diciamo che la cottura è un pochino di meno. Quindi per una grandezza, Sì. diciamo, media Sì. del calamaro, una cottura di Sì. un'oretta Sì. e mezza, un'oretta e 40, Sì. questo deve essere Sì. il risultato e lo mettiamo E qua. adesso prendi la forchetta e affonda, guarda quanto è tenero. Facciamo insieme? Sì? Uno. Non ho afferrato. Il piatto. Certo che ve lo mostro, Sì. come no? Vai. Stiamo facendo soltanto una cosa Stiamo e facendo Donna la Angelica prova. ci fa capire come deve essere. Vai. Vedete la consistenza? Vai, no? vai. Deve essere bello Oh, tenero. Guarda là, e arricreati, Eccolo qua. arricreati. Vedete? Guardate che Vedete qual è il risultato? comunque il calamaro è una Vai. delle migliori cose che si possano fare in estate, specialmente questi imbottonati. Alla grande. Brava Donna Angelica Sepe, grazie, Grazie buona a estate, te. ci ritroviamo in Va cucina. bene. Paola, come al solito l'assaggio ci sarà, ma soprattutto facci capire con sto caldo come ci dobbiamo comportare. Mamma mia, calamari ripieni.